Bentrovati, seconda parte del nostro telegiornale, adesso il calcio, partiamo dalla Serie B, vigilia di match per il Palermo che nel giorno di Pasquetta affronterà al Barbera la Carrarese. Segre e Ceccaroni torneranno tra i titolari, Dionisi in conferenza dice dobbiamo rispettare gli avversari, ma non sarà facile. Marco Gullà. Il messaggio di Alessio Dionisi in sala stampa è stato chiaro e eloquente. Possiamo ancora dire la nostra, ma dobbiamo crederci. Domani, nel giorno di Pasquetta, il Palermo affronterà al Barbera la Carrarese. Sfida dura, ostica, ma comunque alla portata della squadra rosanero. Occorrono 3 punti ai siciliani per blindare la zona playoff e rimettersi in marcia dopo la sconfitta di Bari. E c'è anche da sfatare il tabù Pasquetta. Negli ultimi anni il Palermo nel match del giorno dopo Pasqua ha quasi sempre fatto male, non vincendo. Lunedì vogliamo fare bottino pieno, sapendo che la partita non è scontata, e questo vorrei che lo capissero tutti, o perlomeno che lo capissimo noi, perché la partita in B scontate non ce ne sono, e come parlando delle neopromosse già si spiega, le neopromosse spesso lottano per andare in Serie A, la Carrarese sta facendo molto bene, la Carrarese è 11ª in classifica, quindi dobbiamo rispettare la Carrarese, perché non è, arriva dalla C e la Carrarese è una squadra che ci ha battuto l'andata, una squadra che ha fatto 38 punti, che molto probabilmente ha cambiato il proprio obiettivo stagione in corso. Ceccaroni torna in difesa, Segre rientra dalla squalifica e dovrebbe essere preferito a Verre sulla tre quarti. Brunori gioca sul centro-sinistra, l'unica punta è l'intoccabile Poyampalo, 9 gol in altrettante partite. Il Palermo si aggrappa al suo bomber. Domani fischio d'inizio alle 15. E adesso la C si preannunciano 90 minuti infuocati nell'ultimo turno di campionato incastri che interessano tutte le siciliane dai play-off alla lotta salvezza. Sentiamo. 90 minuti per allungare la stagione. Le vittorie in trasferta conquistate nel penultimo turno di campionato da Trapani e Messina mettono Granata e giallorossi ancora nelle condizioni di giocarsi i rispettivi obiettivi all'ultima giornata della regular season. Il successo a Benevento grazie alla rete in apertura di Carraro consente alla squadra allenata da Totò Aronica di mettere nel mirino il Giuliano per l'ultimo posto utile nei playoff. I campani sconfitti a Monopoli sono infatti a 2 punti di distanza, ma soprattutto dovranno affrontare in casa proprio il Benevento ferito e che deve vincere per cercare di conquistare il 5° posto. Quindi una gara non del tutto scontata, come non è facile la partita del Trapani in casa contro la Casertana in piena lotta salvezza, così come non lo è quella del Messina. La doppietta di Luciani a Foggia ha permesso ai biancoscudati di mantenere invariato il distacco di 7 punti dalla Casertana e mettere nei guai gli stessi pugliesi ad est ad 1 punto dai campani. Al Franco Scoglio arriverà la Juventus Next Gen che grazie al successo sulla Cavese è certa dei playoff. Il Messina deve vincere per essere certo di giocarsi la salvezza ai playout e guardare poi alle gare tra Trapani e Casertana e anche tra Picerno e Foggia. In caso di vittoria del Picerno e della Casertana infatti il playout non sarebbe tra Messina e Casertana ma tra Messina e Foggia. In tutto questo il Catania deve difendere il 5° posto, per farlo deve vincere nello scontro diretto di Potenza, formazione ad 1 punto dai rossazzurri. Un pareggio potrebbe non bastare se il Benevento dovesse vincere a Giuliano. Insomma, si preannunciano 90 minuti di incastri che infiammeranno il girone C. E con questo servizio noi ci fermiamo, grazie per aver seguito il TG Sicilia che vi ricordo ritorna più tardi alle 20 con la prossima edizione. Intanto io vi ringrazio e auguro a nome mio e a nome di tutta la redazione a tutti voi una buona Pasqua. Buonasera, benvenuti a TG Sicilia, vediamo insieme i principali titoli. Accoltellato in strada al termine di una lite muore 17enne nel Siracusano, la tragedia a Francofonte dopo una rissa nata all'interno di un locale. Schianto fatale nella notte di Pasqua sulla A18, un van si ribalta tra Giarre e Fiumefreddo in direzione Messina, il bilancio è di 1 morto e 12 feriti, chiuso per ore il tratto autostradale.
A Caltagirone ieri il lungo corteo di uomini per dire no alla violenza sulle donne, ma il fenomeno non sembra fermarsi. Arrestato a Catania un 44enne che minacciava la ex con un coltello. A Palermo rischio stangata sulla tassa per la raccolta dei rifiuti. La Giunta La Galla ha trasmesso al Consiglio Comunale i conti relativi allo smaltimento. Servono 7 milioni in più. L'aumento sembra inevitabile. Incentivi per chi differenzia nei centri di raccolta. Pasqua, Sicilia presa d'assalto dai turisti, boom di presenze nelle città, la scoperta delle bellezze artistiche e della buona cucina, sulle tavole immancabili i dolci della tradizione e non solo. Tra gli applausi, il volo delle colombe e la folla commossa si rinnova a Modica il mistero della Pasqua. La festa della Madonna Vasa Vasa racconta la fede di un popolo e il cuore di una città. Calcio in Serie B, domani Pasquetta in campo per il Palermo che al Barbera affronterà la Carrarese. In C, vittoria in trasferta per Messina e Trapani. Il Catania pensa a difendere il quinto posto in vista dei playoff, decisiva l'ultima giornata di campionato. Bentrovati e ancora auguri di una buona Pasqua. Un giovane di 17 anni, Nicolò Lucifora, è stato ucciso a coltellate nella movida di Francoforte nel Siracusano. Non è ancora chiaro il movente, con la rissa che è scoppiata in mezzo a tantissimi ragazzi in un paese sotto shock. Tutti chiedono più controlli. Sentiamo Francesco Loi. All'arrivo dei carabinieri ci siamo accorti dell'accaduto e purtroppo non sono cose che dovrebbero accadere mai. La Pasqua macchiata dal sangue è passata da poco la mezzanotte quando qui a Francofonte, nel Siracusano, Nicolò Lucifora, 17 anni, viene accoltellato al petto, forse da un coetaneo. Dispiace che succede perché non dovrebbe succedere una cosa del genere a un ragazzo di 17 anni. Credo che sia assurdo che succedano cose del genere, in particolar modo perché la movida francofontese si svolge in quella strada. Tutto accade in questa stradina, luogo d'incontro per i ragazzi del posto. Sembrava un sabato sera qualunque, poi ad un certo punto la rissa, le urla, il coltello in mano e il ferimento mortale. Sembrava una discussione tranquilla, tranquilla, ovviamente una discussione tranquilla, però non ci aspettavamo una cosa del genere. Lei era qui? Sì, ma non ho visto nulla, c'è stata solo confusione. Ormai anche in comuni così piccoli i ragazzi hanno paura di uscire. Ma ormai all'improvviso, anche se una si siede in un bar succede qualsiasi cosa, quindi deve sempre stare attento. Tutti chiedono più controlli. Intanto i carabinieri, che sarebbero già sulle tracce dell'autore, stanno visionando le telecamere della zona per capire meglio cosa sia accaduto. È una società malata e purtroppo Francofonte ha di queste situazioni di malessere generale, disagi che poi sfociano in queste manifestazioni. È stata una Pasqua di sangue sulle strade siciliane. C'è stato un incidente avvenuto nel tratto di autostrada A18 tra Giarre e Fiumefreddo. 12 feriti, una donna è morta, coinvolta una comitiva di marocchini diretti in Calabria. Tonino De Mano. E di un morto, una donna e 12 feriti, tutti di nazionalità marocchina, il tragico bilancio di un incidente stradale avvenuto intorno all'1 di notte tra Giarre e Fiumefreddo sulla 18 in direzione di Marcia Messina. Per cause in fase di accertamento, un minivan si è ribaltato schiantandosi sulle barriere laterali e rimanendo poi adagiato su un fianco. Si trattava di una comitiva che, partita dall'aeroporto Fontanarossa di Catania, si stava dirigendo a Vibo Valentia in Calabria. A perdere la vita una donna di 70 anni, feriti, ma non in gravi condizioni, gli altri connazionali che sono stati trasportati con diverse ambulanze del 118 nei vicini ospedali di Giarre, Acireale e Taormina. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di riposto e gli agenti della Polstrada di Catania e della sottosezione di Giardini Naxos. A seguito dell'incidente, per consentire la rimozione del mezzo ed effettuare le indagini per accertare causa e dinamica, è stato necessario chiudere l'autostrada fino alle 8 del mattino nel tratto compreso tra Giarre e Fiumefreddo con uscita obbligatoria a Giarre.
Un incidente mortale in strada, ma stavolta a Bagheria, ancora ieri sera, questa volta a morire un giovane di 25 anni, Andrea Santa Lucia, per le conseguenze dello scontro tra il suo scooter e un'auto in via Filippo Buttitta. L'impatto sarebbe avvenuto per una mancata precedenza, ma la dinamica non è ancora chiara. Le condizioni del motociclista sono apparse subito gravi ed è stato trasferito con l'ambulanza del 118 al civico di Palermo, dove è deceduto. Lo scooter dopo l'urto è finito a diversi metri di distanza dal punto di impatto e il casco del motociclista è rotolato sotto l'auto. Un bimbo cade in un pozzo ma viene salvato dai vigili del fuoco. Il bambino ha 6 anni ed è caduto accidentalmente in una cisterna vuota nell'edificio dove abita la nonna a Castelvetrano, Trapani, in via Garibaldi. Il piccolo ha spostato la copertura precaria della cisterna, profonda circa 5 metri, ed è caduto. I vigili del fuoco di Castelvetrano si sono calati nella cisterna e hanno messo in salvo il bambino, che adesso sta bene. È intervenuto anche il 118. Si moltiplicano le manifestazioni contro i femminicidi. Ieri il lungo corteo di soli uomini a Caltagirone ha sfilato dietro un lenzuolo per dire no alla violenza sulle donne. Una violenza però che non sembra fermarsi. Un uomo di 44 anni infatti è stato arrestato nella notte a Catania, minacciava la ex. Addosso gli hanno trovato un coltello con una lunga lama di 10 centimetri. Sentiamo Orazio Longo. Lo hanno trovato sulle scale con addosso un coltello da cucina con una lama lunga 10 centimetri. Un catanese di 44 anni è stato bloccato dai poliziotti della squadra volanti nel quartiere di Nesima. Si era presentato a mezzanotte davanti alla casa della ex compagna con la pretesa di entrare, bussando insistentemente e rivolgendole insulti fino a prendere a calci la porta. La donna, in preda al panico, ha chiamato la polizia, che ha arrestato l'uomo. Il 44enne non si era rassegnato alla fine della relazione. La vittima ha raccontato di continue minacce, soprattutto dopo che l'ex aveva cominciato a fare uso di droga. Nonostante tutto, un mese fa la donna si era resa disponibile ad aiutarlo, avendo saputo che era finito a dormire in strada per problemi economici. Lo ha ospitato temporaneamente in casa, ma l'uomo ha ripreso a manifestare aggressività, compiendo pure piccoli furti nell'abitazione, ed è quindi stato allontanato nuovamente. L'ennesimo atto di violenza contro le donne a nemmeno 24 ore dal corteo dal titolo "Non ci sono scuse", che ha visto a Caltagirone un folto gruppo di uomini manifestare dietro a un lenzuolo bianco contro i femminicidi, per poi incontrarsi in un abbraccio ideale con un altro corteo di sole donne sul ponte di San Francesco. Non c'è una guerra tra generi, c'è invece un percorso comune che noi dobbiamo rifare, è una riattivazione delle coscienze collettive, che significa che ogni soggetto della società civile deve prendersi e farsi carico di quello che sta accadendo. Rischio stangata sulla tassa per la raccolta dei rifiuti per i palermitani. La Giunta La Galla ha trasmesso al Consiglio Comunale i conti relativi allo smaltimento dei rifiuti e servono 7 milioni in più. L'aumento a questo punto sembra inevitabile. Manlio Viola. Slitta il pagamento della Tari a Palermo. L'acconto, che solitamente deve essere saldato ad aprile, non è stato ancora richiesto ai palermitani, ma non è una buona notizia. La Giunta La Galla infatti ha trasmesso al Consiglio Comunale la delibera economica con i conti che riguardano le spese per i rifiuti. Quest'anno serviranno 7 milioni di euro in più in totale. Il costo passa da 129 a 136 milioni, nonostante una parte dei precedenti aumenti sia stata coperta con 5 milioni di euro provenienti dalla tassa di soggiorno. Inevitabile dunque l'aumento della Tari, la tassa sui rifiuti. In media ogni famiglia si troverà a pagare 20 euro in più quest'anno, con una prospettiva di ulteriore aumento nel 2026. Naturalmente gli aumenti saranno proporzionati al numero di componenti della famiglia e alle dimensioni dell'abitazione. Si va dalle circa 10 euro di aumento per una coppia che abita in 60 metri quadrati fino a 30-35 per una famiglia di 5 o più persone che vive in una villa di 200 metri. Una famiglia di 4 persone in una casa da 120 metri in media pagherà appunto 20 euro in più. Il documento però, per diventare operativo, dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale e solo dopo partiranno gli avvisi con la richiesta del pagamento della prima rata, probabilmente questa volta a maggio, se non addirittura a giugno, quando la Tari potrebbe però sovrapporsi all'IMU. E rimaniamo a Palermo, dove uno svincolo è chiuso dai rifiuti. L'opera ultimata non si può aprire perché l'immondizia non è stata ancora rimossa. E in tutto questo il traffico nella zona di via Oreto, e non solo, è congestionato, come ci racconta Marco Gullà.
In una Palermo che è sempre in cima alle speciali classifiche stilate sulle città più trafficate in Europa, anche l'apertura di un nuovo snodo per la viabilità rappresenterebbe sicuramente un vantaggio per i tanti automobilisti che quotidianamente sono soffocati dal traffico. Eppure succede che lo svincolo Roccella a Brancaccio è pronto, ma non si può aprire perché è invaso da montagne di rifiuti. Un paradosso. Quello che vedete alle mie spalle è lo svincolo cosiddetto Forum, quello che dall'autostrada verso Palermo porta direttamente all'area commerciale abbastanza nota nel capoluogo, ma a causa di questi rifiuti che vedete qui in queste immagini, c'è anche dell'amianto, questo svincolo non può ancora essere inaugurato. Per ripulire l'aria e consentire l'inaugurazione che darebbe respiro a un traffico sempre congestionato in zona, la RAP, società partecipata, ha chiesto al suo socio unico, il comune, 100.000 euro. L'immondizia dunque non solo sporca la città, ma blocca anche l'apertura delle opere pubbliche. Uno svincolo chiuso mentre nel resto della città le cartoline che arrivano sono quelle che vedete, anche perché in via Oreto, strada molto trafficata, è stato chiuso il Ponte Beli, fondamentale per la viabilità. La Pasqua adesso, sentiamo gli auguri dell'arcivescovo di Catania Luigi Renna, che esorta tutti ad impegnarsi affinché non muoia la speranza in un mondo e in una vita migliori. Vediamo. Auguri di Santa Pasqua a tutti. Le parole che Gesù ha detto a Tommaso, beati quelli che pur non avendo visto crederanno, si possono tradurre, beati quelli che pur non avendo visto spereranno, e la loro speranza si veda nei fatti, che possiamo essere i testimoni nel piccolo di questa grande novità di vita, non solo a Pasqua, ma per ogni giorno, perché, ripeto, da quelle piaghe del risorto scaturiscono fiotti di speranza capaci di inondare il mondo. Auguri a tutti. E la Pasqua ha visto una invasione di turisti. Catania fa il pieno e scopre di essere sempre più attrattiva. Di buon mattino affollato il centro storico, invaso anche il borgo marinaro di San Giovanni Licuti, come ci racconta Tonino De Mana. California, beautiful. Catania is beautiful. Baciata dal sole e invasa di turisti, in prevalenza stranieri. Catania fa il pieno di presenze e consensi e scopre di essere sempre più attrattiva. Cartine geografiche e smartphone a portata di mano per immortalare le bellezze storiche ed artistiche. Piazza Duomo e Via Etnea, le mete più gettonate. Guide turistiche impegnate di buon mattino a raccontare ogni angolo del centro storico. Si va a fare un giro nel centro e a cercare un posto ideale per farsi un pranzo con i meglio prodotti siciliani, siamo qua anche per quello. Al tempo ci ha accolto benissimo, con un bellissimo sole, una temperatura spettacolare. Ne approfittiamo anche per vedere un po' di storia, un po' di curiosità di Catania che sinceramente anch'io non conoscevo. E che dire del fascino dell'anfiteatro romano? Assolutamente, è bellissimo, è uno spettacolo, davvero. Catania è meravigliosa da visitare e da consigliare soprattutto. Chi viene a Catania sa già di tornare a casa con qualche chilo di troppo. Lo so che poi si ingrassa. Da dove venite? Mallorca, Spagna. Con quanti chili si lascia Catania? 5. Nota stonata i soliti disagi nei trasporti, come denuncia questa turista veneta. Nel pomeriggio ci siamo spostati da qui, siamo andati a Siracusa e abbiamo usato il mezzo pubblico, il treno in particolare. E in un'ora di treno dopo abbiamo aggiunto 41 minuti di ritardo perché per non precisati i guasti tecnici siamo rimasti fermi lì. Ma il bello oggi prevale su tutto. Basti osservare l'incantevole scenario che offre il borgo marinaro di San Giovanni Licuti, preso d'assalto dagli amanti della tintarella. E quello che non può mancare sulle tavole dei siciliani, ma non solo, anche dei tanti turisti per Pasqua, sono i dolci, la colomba, ma anche le uova in tutte le varianti. Vediamo. Dalla pastiera napoletana alla colomba, quali e quanti sono i dolci di Pasqua che non possono mancare sulle tavole dei siciliani? I laboratori di pasticceria in piena operatività traboccano di dolcezze. Torte particolari che si usa maggiormente per Pasqua, che sono le pastiere. Tipiche della tradizione napoletana? Ce l'abbiamo rubate. Gettonatissima nel periodo pasquale anche la tradizionalissima cassata siciliana. Quante se ne vendono in più per Pasqua? Molto di più, almeno 60-70% in più.
Non possiamo poi certamente non citare proprio l'uovo di cioccolato, protagonista indiscusso delle feste pasquali, amato da grandi e bimbi, realizzato in 1000 varianti, nocciolato, caramellato, mandorlato e decorato. Tra poco farò un coniglietto e verrà applicato proprio sull'uovo in cioccolato. E questo è il risultato quasi finito, giusto? Sì, questo è il risultato dell'uovo decorato per bimbi. E poi la regina dei dolci pasquali, soffice, delicata, emblema di questa festività, ottima sia in versione classica sia farcita di 1000 prelibatezze. Addirittura esiste anche la versione ripiena al gelato. Con impasto al cioccolato, con pezzettone di cioccolato e delle piccole candite che fanno parte sempre della plasticità del cioccolato che si incontra. La colomba di Pasqua, lei come la preferisce? Io cioccolato. Con il pistacchio, diciamo, quella più buona secondo me. La mia preferita è sempre pere e cioccolato. L'originale, la tradizionale. Tra i 1000 gusti pare esserci una preferita per eccellenza. La più richiesta in assoluto? Il pistacchio. E la domenica di Pasqua a Modica si celebra con la Madonna Vasa Vasa. Cittadini e visitatori affollano la via principale del centro storico in attesa di assistere al bacio, al momento dell'incontro tra la Madonna e il Cristo risorto. Veronica Barbarino. Tra gli applausi, il volo delle colombe e la folla commossa si rinnova a Modica il mistero della Pasqua. La festa della Madonna Vasa Vasa racconta la fede di un popolo e il cuore di una città. Il centro storico si riempie di famiglie e turisti incuriositi per assistere al bacio che ogni anno rinnova il senso della festa. La tradizione della Madonna Vasa Vasa risale al 400. 2 processioni, da un lato la Madonna vestita a lutto con il volto velato dal dolore, dall'altro il Cristo risorto, simbolo di vita che vince la morte. Lei lo cerca per le vie della città e alle 12 in punto, nel cuore di Corso Umberto, avviene l'incontro. La Madonna lo vede, il mantello nero cade e il lutto si dissolve nella gioia del manto azzurro. Le braccia della Vergine si aprono, va incontro al figlio e lo bacia. E la resurrezione vissuta tra fede, folklore, tradizione e commozione collettiva, dentro un abbraccio. A Messina è diventato un caso mediatico la notizia che l'università ha negato la laurea honoris causa al rapper cantante Marracash. La motivazione è dettata dai testi sessisti delle sue canzoni. Francesco Triolo. Sorride come perché fosse per me. Io ti darei una laurea d'onore. Laurea ad honorem resterà per il momento solo una canzone per Marracash, uno dei rapper italiani più importanti e conosciuti. All'anagrafe Fabio Rizzo, siciliano di Nicosia, quella sulla carta non arriverà almeno da un artista premiato tra l'altro con la prestigiosa targa Luigi Tenco e il suo impegno nel trattare con codici attuali e particolarmente vicini ai ragazzi tematiche di grande rilevanza sociale. Una proposta avanzata a novembre che si è arenata e che è stata bocciata dal Consiglio di Dipartimento del DICAM per il timore che i testi delle opere contengano. Fermiamo adesso per una pausa, tra poco lo sport. Ritorniamo in studio con lo sport. Vigilia di match per il Palermo che nel giorno di Pasquetta affronterà al Barbera la Carrarese. Segre e Ceccaroni torneranno tra i titolari. Dionisi, dobbiamo rispettare gli avversari, non sarà facile. Marco Gullau.
Il messaggio di Alessio Dionisi alla stampa è stato chiaro, eloquente. Possiamo ancora dire la nostra, ma dobbiamo crederci. Domani, nel giorno di Pasquetta, il Palermo affronterà al Barbera la Carrarese. Sfida dura, ostica, ma comunque alla portata della squadra rosanero. Occorrono 3 punti ai siciliani per blindare la zona playoff e rimettersi in marcia dopo la sconfitta di Bari. E c'è anche da sfatare il tabù Pasquetta. Negli ultimi anni il Palermo nel match del giorno dopo Pasqua ha quasi sempre fatto male, non vincendo. Lunedì vogliamo fare bottino pieno, sapendo che la partita non è scontata, e questo vorrei che lo capissero tutti, o perlomeno che lo capissimo noi, perché la partita in B scontate non ce ne sono, e come parlando delle neopromosse già si spiega, le neopromosse spesso lottano per andare in Serie A, la Carrarese sta facendo molto bene, la Carrarese è 11ª in classifica, quindi dobbiamo rispettare la Carrarese, perché non è arriva dalla C e la Carrarese è una squadra che ci ha battuto l'andata, una squadra che ha fatto 38 punti, che molto probabilmente ha cambiato il proprio obiettivo stagione in corso. Ceccaroni torna in difesa, Segre rientra dalla squalifica e dovrebbe essere preferito a Verre sulla 3/4. Brunori gioca sul centro-sinistra, l'unica punta è l'intoccabile Poyampalo, 9 gol in altrettante partite. Il Palermo si aggrappa al suo bomber. Domani fischio d'inizio alle 15. E si preannunciano 90 minuti infuocati nell'ultimo turno di campionato della Serie C. Incastri che interessano tutte le siciliane, dai play-off alla lotta salvezza. Francesco Triolo. 90 minuti per allungare la stagione. Le vittorie in trasferta conquistate nel penultimo turno di campionato da Trapani e Messina mettono Granata e giallorossi ancora nelle condizioni di giocarsi i rispettivi obiettivi all'ultima giornata della regular season. Il successo a Benevento grazie alla rete in apertura di Carraro consente alla squadra allenata da Totò Aronica di mettere nel mirino il Giuliano per l'ultimo posto utile nei playoff. I campani sconfitti a Monopoli sono infatti a 2 punti di distanza, ma soprattutto dovranno affrontare in casa proprio il Benevento ferito e che deve vincere per cercare di conquistare il 5° posto. Quindi una gara non del tutto scontata, come non è facile la partita del Trapani in casa contro la Casertana, in piena lotta salvezza. Così come non lo è quella del Messina. La doppietta di Luciani a Foggia ha permesso ai biancoscudati di mantenere invariato il distacco di 7 punti dalla Casertana e mettere nei guai gli stessi pugliesi, adesso ad 1 punto dai campani. Al Franco Scoglio arriverà la Juventus Next Gen che grazie al successo sulla Cavese è certa dei playoff. Il Messina deve vincere per essere certo di giocarsi la salvezza ai playout e guardare poi alle gare tra Trapani e Casertana e anche tra Picerno e Foggia. In caso di vittoria del Picerno e della Casertana infatti il playout non sarebbe tra Messina e Casertana ma tra Messina e Foggia. In tutto questo il Catania deve difendere il 5° posto, per farlo deve vincere nello scontro diretto di Potenza, formazione ad 1 punto dai rossazzurri. Un pareggio potrebbe non bastare se il Benevento dovesse vincere a Giuliano. Insomma, si preannunciano 90 minuti di incastri che infiammeranno il girone C. Ancora una pausa, restate con noi. Non ci sono aggiornamenti, io vi ringrazio per essere stati con noi, vi auguro ancora una buona Pasqua da parte mia e della redazione di TG Sicilia. È tutto, arrivederci.